Molto bravo Della Valle a pescare la rollata di Odiase, ottimo semigancio. E qui Odiase manca l'anticipo su Jeité e quando lo perde non arriva in tempo la rotazione del giocatore della sua fisicità. Se è così lanciato non lo puoi fermare. Per impedirgli questa ricezione. Gabriel trippa sul pick and pop, sbaglia, rimbalzo di Wims, Mannion in palleggio, Lundberg può andare ad attaccare l'area pitturata, mano destra, canestro, più fallo subito da parte di Gabriel. In tempo là a metà campo, nonostante la pressione di Nikolic che ancora prova a disturbare l'avversario, li porta via il pallone, arriva a rimorchio Odiase che sceglie nell'angolo lo scarico per Della Valle, finta il tiro, attacca linea di fondo, appoggia il tabellone e segna. 5-0 firmato Della, un po' cambiata. Brescia ha preso un po' più di coraggio, alzato di un tono la qualità della sua difesa e i risultati si sono visti. Sì, minuto molto efficace da parte di Magro, sicuramente ha sollecitato i ragazzi a una difesa più aggressiva. Non ne ha approfittato, adesso rimessa dal lato di Hackett per Teodosic, blocco da parte di Camara, palla di Teodosic, splendida per Camara che sulla sirena la trasforma in 2 punti, ma che palla gli ha dato. E l'abbiamo visto in crescita ultimamente, abbiamo seguito qualche partita di Bologna e mi sembra che sia sempre, gioca con... Sì, buonissimo tiro preso da Nikolic, palla è uscita dal canestro e dopo... E prenda canestri come questi penso che non piaccia tanto al coach della Germania. Partita è tornato Jeité invece per la Virtus insieme a Ife Lundberg, accoppiato a Della Valle, uscita di Bellinelli, piede a posto e tiro. Bellinelli con la sua classica uscita e rilascio rapidissimo. Gio della Virtus, Della Valle raddoppiato, scarica per Massenburg, vuole attaccare Wims, si fa largo con una sportellata, trova lo spazio per alzarsi per il tiro. La Virtus in difesa prima, Wims fa 2 volte muro contro Massenburg, grande canestro. Per l'ex giocatore dei Golden State Warriors, Cuono attacca Teodosic, alza la parabola per evitare la mano di Jeité e Jeité che va ad aiutare, lascia libero Cobbins. Di Teodosic che capisce che è il momento dove deve mettere la sua zampata, ma c'è da dire che su quel pick and roll va con il consegnato per Teodosic, palla buttata via questa volta dal serbo, corre 3 contro 2 Brescia, Cuono per Cobbins che infila ancora le sue mani nel canestro della Germania. Qua rivediamo Cuono, finta e poi passaggio, palla lasciata per uscire Bellinelli, riceve Teodosic che mette palla per terra, attacca sul fondo, scarico Wims, tripla per aria Bersaglio con il fallo subito di Achele, potenziale gioco da 4 punti per Kyle Wims, anche in lunetta con il libero supplementare. Pesantissima bomba di Wims in un momento molto delicato per le Vunnere e grande passaggio di Teodosic che è veramente un artista in questo fondamentale, la conferma della Virtus come squadra solida di riferimento e difficilissima da battere nel campionato italiano.